In Sardegna voi succedia questa rivoluzione moderna più importante d'Italia. Durava 3 anni, quando si voedda della rivoluzione francese in Italia, a passo da Roma di Est Napoli, che sono ribellati, sono vari intellettuali, sono bindi di Diaz, lo Santa Picasso e quasi dopo ho arrestato, che l'incubo non si causa truvuro. Ma in Sardegna è successo un'altra cosa che a noi si pariva incredibile. C'è chi, sa gente di Castello, chi ha avvocato su Piemontese. Come ti poteva essere di chi ha gai su Piemontese, che voi in Cussaccorro da Castello difendi di un reggimento dei svizzeri, pagato di Piemontese, di so dragoni di solo. Poi di avui di sono nobili che tenivano in sofferto tanti cavalieri, come è possibile che sono scastellai che si ha responsabilità da parte del sardo sono mai stati un mega prezioso, no? Prima dei Sara, ma in Sardia è storta gli assunti il posto del More. Ma provate a pensare come voi di Sardegna e Sara. Sardegna sul 1794 fu di 70 chimbannos in mano dei sospiemontesi. Commenti che punti infertos a sospiemontesi, sardos. Sospiemontesi fu inti parente poveros di Asburgo. Tra 700 e 800 in Europa, una paria famiglia si sono andavenio. S'ultima chi denienta voi di una femmina, ma siccome funzionaia ancora sa legge salica, che funzionaia ormai che 1500 anni, la legge salica est francese, e sul regno poteva passare solo a Mascoso. Entro certi limiti, poi da Austria di attento Maria Teresa, una grandissima regina. Fatto sta che in Spagna, che quando è finito il regno di Spagna, sul 1690, non tenivano tabus erederisi. Però tenivano parentesi. E sono parentesi tra in secolos e secolos, e si fu indigoiato in tutta Europa. E Calencuno in sa famiglia di Savoia di a parentesi sul re di Spagna. Ma si commenti succedi dopo il nostro scudo, poi sono parentesi che erano per eredità, non si può andare d'accordo. Quando si guerra tra noi, il massimo che finiva dopo di una stoccata, ma quando veniva a mare. Si invece l'eredità di tre re, che sono i meres e finiti in guerra. E così che succede? I parti di una guerra, si comincia sul 1700, non si dà l'asso, è lunga questa cosa. Insomma, scappo su questa guerra sono erederi chi beni di Austria, degli Asburgo d'Austria, e erederi chi beni di Francia, un Borbone che poi sa zorre de sul re a morto in Madrid, sa zorre voi di Savomida de Luigi XIV, del Re Sole. Quindi sul nepote, sul viso del Re Sole, fui in guerra con Carlo d'Austria, Filippo V, Borbone e Carlo d'Austria. Guerra, hanno vinto, si ha bombardato Castello. Due dividende. La prima dividenda si sono andati a finire in uso austriaco. In sa seconda, e quindi la prima dividenda, sono Savoia di sto caso a Sicilia, e noi si sto caso a sos austriacos. Sì, questa guerra, a pustisi quasi 3 anni,
noi si passavano su Savoia e su austriacos sono dedicados a Sicilia, ma su Savoia non quería questa Sardegna. La Sardegna è molto povera delle popolazioni, della ricchezza, e però quindi da piccare per forza, si comincia con i finti spensante di non dare cogliere, però noi si portiamo a Piemontesi, che i punti solo duca, che portiamo sul titolo del re. Questo si lascia documente su Piemontesi, si sono agattati in Sardegna si può dire di spagnolo, e se si dice fuori da spagnolo può quasi cantare. La prima scuola che ha fuori da italiano in Sardegna sono stati si scuola di Scoloppi, la crisi San Giuseppe Calasanzio, che di essere una crisi bombardata e serrata ancora, che è a suo costato del Sadore di Serefante. Ecco, si scolla come scuola d'arte, o sbaglio? In cui da voi si sa prima scuola di italiano in Castello, che voi di questo sono religiosi, sono delle scuole pie, e che a Coa, quando canta Pogalo, Solidarietà d'Italia, sospredisi di queste scuola, in cui è nato il Siotto, che è in cui anche se io fui subbettore e Siotto, se le liceo Palazzo. Questa storia è lunga, siamo in periodi feudali, la feudalità sono nobili, sono di spagnolo, sono di origini sardizzaus, però venivano di origini spagnolo. E su Piemontese canta di Diogai una nobilità che poteva essere favorevole a Issoso e Zanta titolo Noso. Si faccio un esempio. L'Ostia, famiglia nobili, di Santa Sofia. Santa Sofia è un sardo dell'Acone. Issoso si era anta Mastino, anta bonificare questa terra e è andata a piegare subito. Faccio un esempio. Un altro, ecco, il più importante è in Oristanisi, su Marchesao di Oristanisi fu l'ultimo titolo del re di Spagna, poi a pustisi della guerra di Leonora d'Arborea e di suo nipote Leonardo Aragon, a noi di Oristanisi trovavano le sturde, a suo campionato di Oristanisi non tanto zavrus a nessuno. Fu di mauso de surrea di Spagna e quindi passava surrea di Sardegna Piemontese da Antazao a Enrico Ristanese da Damiano Nurra che è qua alla Sao su Marchesao a Flores d'Arcais questo solo una sostituzione quindi Andrea Riccardo e vai una nobilità di solo sa prima sa ribellione sono incominciate sul 1770 contro su feudatario di Oristanisi, posso s'affitto su di domandaiada. Poi sono oristanesi non fu abituato a tenere un feudatario, lo tenere di 20-30 anni, quindi ogni scusa fu bella o si chiarrare. E quindi incominciano a soffrire di essere vario del movimento. Quindi Saria, in qualche modo, è scambiato in Sardegna. Tocca caso francese che ho canta Surrea 1789 14 luglio assalto alla Bastiglia all'os enfants della patrie liberté, égalité, fraternité una cosa che bisogna comprendere e sul mondo è fuori sua e che succede in Parigi Surrea che ne ha bisogno di denaro ha convocato le corti, che sono le corti? Zai da tanto tempo le corti sono una specie di parlamento e poi si è arrivata in questo modo. Sono nobili, sono sprevisi e sono sindicati. Questo sono le corti. Quindi sono rappresentanti dei feudatari che voi dite.
sul rappresentante dei vescovi, abati, e sul rappresentante dei sagitades. Quando uso si sotterraneo sarà, no? Noi se non queremos fuori dai sull'ordinare, noi si queremos fuori dai di tutto sull'ordine di San Francia. Non andavo su Rea, e eravamo noi, sì. Tenete conto, che succedeva prima in su 700 in Francia, l'illuminismo, e quindi fu cambiato mezza storia in Francia. Non si può narrare di storia francese, e insomma, a sapere su 92 su Re andrà a finire la ghigliottina. E su posto di Surrea di su direttori, sono 20 persone che comandano in Francia. Ecco, quando pochi Surrea, tutta Europa e sono stati in Resa, non supportano che di Asia in Europa una nazione come San Francia che ha pochi Surrea e chi ha fatto la Repubblica e chi gioca e fa strage dei predisi, abusa crisi, e fai una gresia non dedicata alla ragione. In questo ambiente cliccano di esportare questa rivoluzione, di chi da ogare fuori di Francia. Quindi, questo sono dei combattiti con i suoi eserciti che arrivano da Germania, Belgio, nord-est e poi di Spagna. Però si viga la idea, si va a passizzare in Sardegna, può controllare sul Mediterraneo e mandano una flotta. Che prima viga dall'isola di San Pietro e fa il Bordelumeda e via, poi arriva da Castello. Questo di Castello è una cosa longa. Ando ai stringhi di cui dovete arrivare a 1794. Salvalotta arriva davanti a Castello. Primo di arrivare passa da Sant'Antioco ed impediti di entrare e di passare il Golfo di Palmas. I Sarazirant però in questo mentre cade allarme in Sardegna. Sono nobili mandano da Zerriae, sono cavalieri de Villesi Solo, quindi a Castello arriva da questa massa di gente a quadro, di uomini a quadro, può difendere questa città. Con poi da 20, quindi questo sono senza Deus, 20 si dicono questa femmina nostra, tutte queste cose di vicinanza, possiamo, è vero, noi se aspettiamo che chi va a Santa, quando sono esercito va a Santa, e sono questa famiglia, sono inutili di entrare. Ecco, in questa situazione succede una cosa curiosa, che a difendere Castello sono questi sardos e pare che in Sagorte, sempre in Palazzo di Cereggio, non so che sia poi Dante, in cui in Suba, pare che siano più simpatizzanti dello suo francese che non posso sardos, di queste gustarie. Fatto stare in questo ambiente si riuniscono sostrese questo che si fu riunito a Parigi tristamenti sono rappresentanti dei nobili che si riunivano in questa cappella degli Heimerich di Buagomo funtisi a distanza delle che mettono sulle satire quando sono nobili si riunivano in cappella Heimerich di Buagomo si andai si domenica di essere messa in greco dei rumeni sono ortodossi. Sono rappresentanti dei comuni sardo, di voi tutti 7, si riunivano in municipio antico. Sono rappresentante dei spredi si riunivano sul palazzo del vescovo di Castello. Poi va niente, si riunivano in cattedrale. Quindi si riunivano e non si poteva mai riunirsi. Mentre se in tempo spagnolo si riunivano ogni 2 anni,
sos piemonteses non diventa che fintendere e non diventa mai rinio, sei fu obbligato a fare in base alle leggi internazionali. Però, in ribasso francese, si queria da non difendere che pone di mente a questo qui. Poi sono dei rispetti di nave, quindi il sostituimento di pianta decide di tassa a sua popolazione e quindi si pianta formalmente, giuridicamente decide. Commentando la sua presenza del solo francese, bombardano da Castello, sa bomba sarà sabidesi, per esempio in palazzo Boil, da sabidesi in Traisi, in Sagrese, Sant'Efes, a sinistra vedesi in forma di bombas, i bombas mandano così in perdere, sagataisi nel giardino del suo comunale, insomma, sparaia da merda. Oppure bozza di ferro, insomma, noi steghi. Fatto sta che danno un attavato bombardando da San Alves. Però in Castello, che io gente meta, fu difficile sbarcare i nogananti, no? I santi agricao de entrare di Aseus e sono disandaus al margine rosso. Spiego. In questo tempo sei stato fregao vuol dire costruito, fregao costruire case, non tutto costruito. E il forte Sant'Ignazio, questo di Vieste Azuba de Sant'Elia, l'hai mai visto? Interiore, ti voglio introdurre Scannone. E sta costruito un Sadore Super di Semme. Sadore Super di Semme, che è sta a Zuba di spiaggiora, che ha una spiaggiera mega bella, non è scornotta, ma è bello che portasse sui più oscuri, scusate queste informazioni, cose locali. E Sadore Super di Semme è sta costruita, poi controllare San Francesco. E San Francesco è andato a tirare e andare che si sbarcauso il margine rosso e incomincia il momento in sala sbarcano da sala barca e cliccano a su notte derriba Castello diventa un vario di lughi in fondo però non si rientra i terrieri in mezzo tra i San Lughi e si spiaggia e si sono cominciati a infangare in sa spaulas e Salinas, insomma, e sul segno Gatatracca. Insomma, mentre Suento poneva in difficoltà San Alves che si debia distesiare questa terra, se no che si scudia a si spiaggia. Quindi sono agattato Uento a Sacchero e sono miliziano sardoso che venianta sia di Sant'Elia, no? E sia veniva da questa tiranna de vacca sinna i quarto eccetera che hanno trovato un occhio d'orso terribile storie terribili diamo un punto dello studio un ormeso può finire a toppa da un vitteso a su Manzano e questo ormeso il carro de bottas de armas de stili bellos e proprio se scarri per che da giù e quello no sindicheres bottichinde sindicheres di questa cosa e punti e bocchi so francese tra l'altro, questo francese non fu di solo l'esercito nazionale francese. In questo esercito vi ha avuto una squadra marsigliesa. Questa squadra marsigliesa, gli schidesi Tagantaiada, la marsigliesa. Questa squadra che veniva come inno, gusto, che è questo stesso sino nazionale di scottavo dallo Zanfano. E fu in questo momento in Castello. Fatto sta, di gusto suntisi Paolino, da su notte, hanno cominciato a dire a Facamanzano, tutti i suoi compagni, tutti i suoi bocchios, hanno Riccardo di rientrare sul tiro raso da Monte San Barcas, ma non resianta
a entrare in barca e andare a San Naves. E in Buonburro è stato un mortorio terribile. Per fatto subito, questo spazio meglio che sono rimesso a ripassa a Nave e a San Naves è anche deciso su chi si ricorda la faccia. E immaginare che succede in Europa quando sono francesi comandano questa medaglia tra Trüger ha deciso della stessa Sardegna. Comunicazione del Castello a Torino, tutti i reali d'Europa, complimenti dal Papa, una cosa, Sabrina morta che sono francesi, sono fuori arrivati, sono arrivare. Questa cosa è succedita in sul mese di Natale su 93 e si incomincia su 94. E quando sono arrivato con questo scomplimento, e anche ero rispettante di questo scomplimento, non deve essere un'auga, si sa la nobilità di Sarda che frequenta io da Palazzo Vicereggio, fu di spantata, che gustoso non si muoviano a difendere questa Sardegna e quindi non ti senti costruito zisso da due. Magari lei era dedicare sospremioso e sul riconoscimento del suo scomplimento e sul spiegare artistoso e arrivai a totalissimo sia da parte di Torino e di Torino arrivai a Tadevoras ma non fu del complimento di tutto, fu di nave, fu premio, eccetera. Non solo, ma si ti vogliono a tabù, sa spovidas, tenere conto sempre se effetto e importanza di sa spovidas, di sa femmina, di politica, zai sara. E di poi una canzone a Sosardos. E si arrivianta quando cosa dava Sardas che fu di sa spovidas, che si sia per comandare, questa cosa. E insomma, però, come sul strumento si riunianta. E sul strumento si incominciava a pubblicare un giornale, il Corriere di Sardegna, e quindi la popolazione fu informata. E sono milizia cittadina sempre in movimento. Sono stati los milizianos, luego partire a Savlota, si tutti dei personaggi all'emisoro, gli anni travestiani, le famiglie, non potevano andare in castello. Ma la popolazione di Castello, io hanno cominciato, di Augusto, a si riunire, a discutere politica, no? E sai, questo momento decidi di questa cosa, andavo a impari, dopo la lamentela del secolo del sosistamento si confronto del re di Spagna, e non gli andava mai fatto, se il Piemonte non lo sia mai riunito, e mandano da 6 persone a Torino. Due nobilisi, due spregisi, monsignores, e 2 sindici. A domandare quindi devi pensare, questa cosa finì su un mese, scomisso del mese del Narzo, di Arzo, su 90 battolo, io sono partito da Torino e primo io mi usavo così non dimenticare mancuno. Insomma, io cominciavo a pigliare gusto, gana, si riunì. Andavo governanti, sa riunione delle corti, dei suoi strumenti per essere normale. Quindi, tornavo a pigliare il suo uso anzi spagnolo, che reindinare lo sassi, si deve riuniti ogni anno e discutere con noi quanto si deve usare, si deve usare. Secondo, tutto gusto che inizia a essere come la Sardegna tenia da, poi la Sardegna quintissimo intanto, i privilegi della città, del clero e sono nobili, conferma di tutti i privilegi da Bonifacio VIII fino a Saisare. Terzo, sostripallos desi stato a Sosardos. Questa è una cosa antica, già di subibigentos confronto dello spagnolo. Invece di dare sullo sposto a Sos, Piemontesi, Rizzardo, Genovesi, sui posti del pubblico impiego ai sardi, tranne il titolo di viceré, 3 o 4 posti di importanza.
IV, in Sardegna, accanto al servizio re, un consiglio di reggenza, allargare il governo, e ultimo, a Torino, un ministro per la Sardegna, un ministro che si occupi solo della Sardegna, a cui fare capo. Questo sul disandavo a Torino, pensate di andare da Torino e Sara, Zai andare da Castello a Porto Torres, ma probabilmente Castello tutte parti lo segnava, più scomodo partire da Castello. E arriva a Torino, passa una vita, domanda di attoppare sul re, di attoppare sul ministro, nessuno te lo scriveva. Poi mentre esisto sul Tardauso a Torino, sul re, sul viceré di Castello, iscrivia a Torino che questo non rappresenta niente a nessuno, e lo sponia da appunta sul re contro questa delegazione sarda, tant'è che passano lì da 2 a 3 a un mese, questo sono cavolato, e fu di si iscrivia da Castello, da Torino, questo sono resi da noi, e sai che io causa isso? Puzzolo, per esempio, Pizzolo, che voi un avvocato che comandaria proprio si scontro con appunto questo sbarco in spiaggia del Sovoito, che visto che comandava la struttura, e fu di delegazione a Torino. Insomma, questo non lo sapete. E in su mentre fui di Torino, succede così che io succede. I che succede stanotte e sul 28 di aprile. E poeta sul 28 di aprile. Castello non fu di una città amministrata di un solo organismo. Castello fu circondata de muras ogni arruga, ogni quartiere tenia da suo muro suoso. Poi passare da un quartiere a Satiro bisognaria attraversare una porta che a sua notte che fu serrata. Quindi ogni quartiere a sua notte fu isolato. De tempo meda, Zai non sospesava, ma poi questa cosa fu Siria, con catalano, aragonese, poi con spagnolo. Sossardo sono un po' di andromidi a Castello. A Susero, a Siscuricantino, sa Sentinella, si rienta fuori Sossardo. Chi fui cassava entro, a sua notte che lui voleva rientrare questo muro. Quindi fu pericoloso. Ecco, Margherita domandata, che ha avuto una data importante, che dipende da Sant'Efese. Sant'Efese rientraia dal subattolo del Maio a su notte, come rientrano ancora, de Pula. E sa gente de Castello fu autorizzato per vai sempre a andare a resi di Sant'Efese chi rientraia da Sant'Efese passaia solo in suo quartiere de San Pacio e San Pacinoso fu in mezzo zelloso di questa cosa. Sant'Efese per passare solo in San Pacio e quindi sono stato che rientrare via pianta passare in Savenna, in Sasportas e Sasportas a voi sarà la volta così importante, qui trasferia da Vinzas a Castello, fu in bussa di Via Magno. Mi spiego? E quindi Sant'Efese veniva del Basso, no? E San Pagi Basso non sa Catarina, sul muro di San Pagi fu che si cominciò di via di Cavour, sull'alto che passava a Piazza Roma, e quindi di Vigaria da Bengumi e andrea da Vacca a Rosolo, da sei da sua. Quindi il suo problema fu di lasciare aperta segna
supportarle via Magno. E De Castello di Caraianta della Porta del Leone, quindi se lo più scomoda, e gli incidenti su Marmore che voi citate, e tremende poco su zero, su 28 di aprile decidi di quindi muovere prima che parte Sant'Efisio po' pura. E quindi fu un lui Manzano fa partire su Viceré Barbiano, che veniva da Mogu Tupao, una benda, manda un squadrone a arrestare, fu distinto informato dei spia, a arrestare Savocao da Cabras. Savocao Cabras, come introdotto su Savocao Sardos, stampage fu importante, poiché mentre in marina che a me da gente voras, tutto su commercio prosarricco fu di mano sua del genovese, dell'impumera, poi è siciliano, poi è piscaroso siciliano, quindi ci devono essere grossissimi, sono dottori, insomma, marina fu un ambiente misto. Invece stampaggi, poi sono di cucuro tengo questa bamba della maestria della macchinotta su stampaggi. Poi fu la classe di gente sarda, fu di avvocato, artigiani alti, tutta questa pittura, belli stampaggi di artisti, quindi fu di niente. Insomma, mandano a arrestare l'avvocato Cabras e ha dato in dopo sua finto zatiro duoso che vomiti sostivello di sa figlia mangas di l'avvocato Cabras. Uno fu un altro avvocato in Toledo e un altro fu pittore satiro su Mardelli. Il che succede che in Toledo, quando aveva visto che passa Sortauso, ad Santiago, Salventana e andava a cercare il tutorio. E invece sono soldato sono arrestato, Savocao Cabras, un personaggio con nota in città, e sueno. Per spensare, giusto che chiesi da su Manzano, e a vuole rischiante, hanno da sopportarle, chi lo so via da via Magno, no? E può entrare in forse il Porto dei Leoni. In su mentre Toledo comincia a tirare il toro, anda a su Brevi di Sant'Anna e comincia a suonare questa panza. Sta cosa in città si vede a scrivere, i conti su cui si chiede questa cosa, gli stamenti fu interionioso, i suli si comandaria da le guardie cittadine e quindi de Sant'Anna a Sant'Eulalia, a Santa Teresa, a San Giacomo, insomma, cada movimento de stampaggi si muove in vacca a supportarle, non aperiti, poi te vuole supportare. E insomma, mentre Marina comincia a si muovere le associazioni artigiani, i gremi, cioè ogni forma, ogni tipo di sozio in città che si muoveva a muovere su sozio di solo come questa cosa. Quindi a necessità perdere su portarle e cominciano a pigliare, quindi Marina e Stampaggi pigliano dalla Porta del Leone. La Porta del Leone è questa cosa che comincia a fare grave, che sono muro, sono dei castelli, sono largo. E il sospuro comincia a caricare fassarellina, fascine, potevano nel fuoco. I travanti cominciano a sparare da Satiralla. Dos Oriente sostraendo i seminaristi e i chierici e cominciano a discutere tutto l'uso di Sagataiata contro i soldati. Quindi i soldati a un certo punto si sono disagattati
hanno porre, ma poi quindi spantavoso, si inizia a sosprendersi, si rivolta contro noi, si interesse, no? E cominciano a arretrare sul volo ad essere a distruggere su portarle, e in cui chiedono la ragione. In questo sotterraneo dove si va in piede a movimenti aperti, e lì entra prigionieri, e lì è un cannone davanti, lì canta a rivolta perché i prigionieri attaccano a fumi al suo cannone e infilano nei contos a Singhirio, le Sagrada Santa, ma lo fa anche il suo cammino, no? Solo che questa situazione avanti sono prigionieri a seguito su cannone e un avviacola pronto a sparare a per fare su cannone e a seguito su gente con fusilli, fracche, tutto con i spensaggi, di domo, coltelli, eccetera. E quindi cominciano passano a Zuba del Sarco, i comuni di Palazzo Poi, dei Equadorri, poi questo si sono ricamerato sotto, ma a dover passare in quei e quindi in cui sarebbe via dritta di Naraienta, via la Marmora, via dritta. E anche comincia a sparare per Uganda. Solo che così svizzero si sono rifiutato di sparare, quindi sparare anche i dragoni piemontesi. E quindi come che sono di caos, a bella spara, finché Zaranti di suo palazzo di Cereggio. Su palazzo di Cereggio, da io Savarzali di Escomo. Savarzali di Escomo è salvata adesso bombardamento. Vi spiego. Infatti si pierde in fondo che era un palazzo di tutto. Ecco, questo palazzo arriva quasi a Cantesagrese. In Sparcheggio. In Bua Maria Salurba c'è questo appartamento di Gio Maria Angioli, in cui viveva in Bua. E quindi visto che arrivano, però bisogna dimenticare denaro e tutto. Cagando su popolo voi di primo del assalto alla Porta del Leone, sicuramente sa gente che pensaria che non era ianta per la mobilità deluso, che hanno solo di arrestato a Cabra da suo idolo, ma di pizza bocchio luogo. A questo punto si chiedeva un posto in mezzo San Silvestro Melano, piemontese sicuro, e egli era convinto su viceré a fare dire del suo muroso, i vuoi scomo sa si scalda, sa può pigliare a coso. San Pancrazio. Eh? San Pancrazio. No, ai bastioni, a Gustalla, in piazza Martiri, no? E andava a pattuire su prigionieri. Ma questo non solo non lo sa calmato, ma lo sa distinto ancora di Bruso a assassinato per liberare. Insomma, in questo modo sono disarribato qui a Palazzo di Cereggio, di Argui e in cui si di ha tutta una trattativa, di ha morto, su di può entrare, no, non entrare, insomma, di ha iscritti su zero, familiazione su testo e s'accordo esposto. Su popolo non entra in Palazzo di Cereggio, però tutto su piemontese, che giuntisi, tutto il curso che non sono disardos, che sono in castello, a su zero, a entrenotte, che rentesse l'arrestato, posto in suo convento, abitano lì a Lugo, in sa prigione, e in modo che saria già pustisi lo si imbarcare e che lo so bocare. E questo lo fa anche firmare su ordine del viceré, tutti i piemontesi, Nizzardi devono essere arrestati di notte, entro la notte, in modo da essere poi imbarcati. Stessa cosa posso stare per città di Sardegna, Alghero, Sassari, questa regola. E commenti pensai, se commenti a su notte, tanto segno non che sta ancora, commenti pensai che
podiam trovare da severare si è rovina di quella, oppure si è Maria Rosa Grimaldi, o come te tanta in questo caso, caro chi era Cicili, chi era Cicili o Cicile, arrestato. E così che non si dia a Cicili e finiva in prigione. Questa cosa è durata, quindi aspettavo che Sant'Efese fosse partito, perché ha fatto questa vista sua a Pula, anta affittavo la Genavese, e su Zese de Maio, che fu una domenica, sono che sta attraversando questo scarro, preso de mobili de questa ricchezza del suo piemontese. Poi da gli stamenti fende assasare, non avesse chi a noi si santanare da chi lo siamo causa di tegreso su due accidenti del mobile, anzi chi del solente come te, tant'è a un certo punto passante i guardono di este sul monumento Piazza Marte, per sul monumento di Viera. Vabbè, in come a un certo punto una volta si presa la sai, non si cosa nostra. Di ahí ad un bancardo vuol dire macellaio, che applicava sul tetto umano di portaia la seguendo al guaglio che si cambia questo termometro di clienti su cliente che hanno esposto subito si scherzante. Insomma, arriva dalla Darsena, che è in basso in via basso di Regina Elena, in Antesene, chi viene in tre Navese, quindi quelli pensare, insomma, quando San Navese, parte di Spipaiolo, sul Padosardo, e sposo in Oese, che aveva i tempi, a Pussi del San Missa, scusa, è un segreto, non dice nessuno. A Pussi del San Missa sono venuti che da un meglio, sono tutti Oesi, Beseo Egresia, e avanti di questa Egresia si va sul ballo d'Egresia, in Sardegna, cade un ballo antico, ma antico meta, che rinata sul ballo d'Egresia. E sul ballo in città, e salì avanti di Egresia, prima del Rambere, turisti di Mantisso, dove a Suseo. A Suseo, San organizzavo e distribuiti Piazza San Giacomo, Piazza Ienne, Largo Carlo Felici, sul Largo Cavour, ballo si Savazza. Sì. Ecco, io sono istinti, caro Bredi, ma telefonavo, mi narre un segreto, itararsi in vero così. Che pensi? Che sul 1254 un concilio usato dei vescovos ha proibito il ballo in Egresia, poi che non solo lo vai in parza dell'Egresia, ma sicuramente ogni tanto vai a tempo umano, lo vai direttamente in Egresia. E se poi si è intallato una legge poi proibiti questa cosa, e sarà si vai a tempo umano, non si parlerà. Magari dopo che in tutta questa vita, San Minica, appunto questa messa cantata, partiva sul ballo. Addirittura, quando non tenevano tra i paiolo, e facevano sul ballo, discutendo sa grande Egresia sul ratto dell'arta, che facevano sul ritmo po' ballo. Sì. E quindi noi scuro, ho canto puro, si dà dall'auto come detto su poeta il Veus. Poeta si chiede bene, ma insomma cosa vuol dire? Invece si chiarrà non si chiarrà, discuteso di questo che si braghe e di questo che pensavo si suvare. E difatti noi, su commentavo, a sumanzare una teoria questo bizzocco che a noi si spiegava tutta questa cosa, barantando prima di ora, tu in ara associato, interdependesse. E ogni anno le governanti si organizzavano righe del mese estremo
interessato su 20, 30 persone delle autostrade Sardine, chi è sto canno di deve guardare a sto sardo, i tradetti del Tessere, su 2028, su 2030, che è sempre un'altra persona. Però canno di un'altra specialità di loro. O canno a busti del suo discorso, del messaggio a suo usato da Federica Faccione, si rialza dai Rizzinellos e gli si regalato una componente sull'orbitale una bandiera sarda pinnicata, poi gli Zeus una bandiera invece che sono tutte cose che invitano a questa manifestazione contro la base militare, contro la bandiera sarda della lotta, che a questo potrebbe ricordare la Sardegna. Questo sono dei vicini aperti sul Orteo, a seguito di antecedente concordano dei la Megas, poi di essere sull'unità, tutto si impara, fin tra la si crede. E in terzo segno di crisi, mi sa cantare del Sarcivescovo, tutto sto scanto di sardo, cantava dei vicini le voci bianche del conservatorio, con musica composta appositamente, lo sa rimorta, con suo Magnificat in sardo, e canta per questo spizzinello un ruolo del quarto e Sara Mendes. A Salvini di Neus, con questi giornaliosi, mi pare, chi è seso e comincia la parte civile sul ballo crisi. E a suo zero. Sul ballo saluto, però non si può deve fare. Ecco, così mi inizia a domandare, ma non te finire questa storia? Ma come te che si niente da questa storia? Poi in Francia, come te finire? 1815 è tornato su Varde di Luigi XVI, viene si è tornato. E in Francia hanno parlato questa cosa per Bruxelles, di nuovo di sicurezza, Napoleone, hanno parlato il bordello in tutta Europa, la ritirata delle Russia nel 1812, una cosa. A noi scuro, noi sta andando bene. Forse si votano un museo sospeso, se facciamo fare andare. Ecco. Che non siamo sospeso, magari quando andate diversamente. E sulla salvo se vai, andare a salvo se vai da noi scuro. E come noi scuro e sulla salvo se vai da fino al nostro, però la cosa importante che ti volevo a resonare è che si storia sigade e noi si comprendiamo che dobbiamo fare. Ci prima così no, questo è abbastanza. Noi studiamo. Grazie per quello. Grazie per